Una bravata di 3 ragazzini tredicenni residenti a Borbiago di Mira rischia di compromettere le loro vite. Alla stazione dei treni di Marano di Mira, a pochi passi dai binari, nella notte tra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte, si sono messi a saltellare sopra gli oblò in plastica trasparente che coprono i punti luce nello stabile della stazione. Mentre i ragazzini saltavano sopra l'oblò, ad un certo punto la struttura ha ceduto facendoli cadere proprio qui da un'altezza di 4 metri. A chiamare prima i genitori, poi i soccorsi, in stato di shock, è stato l'unico dei 3 a rimanere illeso, mentre gli altri 2 avevano perso conoscenza. Il ragazzino, che non è caduto, ha avuto la prontezza di telefonare immediatamente e una volta giunti sul posto i sanitari del SUEM 118 hanno portato via i suoi 2 coetanei e compagni di classe all'ospedale di Mestre. In seguito uno di loro, viste le condizioni critiche, è stato trasferito a Padova. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della tenenza di Mira, che hanno posto l'area sotto sequestro, mentre qualcuno tra i pendolari sostiene che in quella zona non ci siano abbastanza controlli e che sia completamente abbandonata nonostante il flusso di persone che la frequentano. Al vaglio degli inquirenti della magistratura anche la posizione dei genitori, che rischiano una denuncia penale per omessa custodia di minori di 14 anni, che secondo una prima ricostruzione data dal racconto del ragazzino che si è salvato sarebbero giunti sul posto a piedi, abitando poco distante. Dal sindaco arriva un appello. È un grande dispiacere, siamo veramente tutti qui che preghiamo che questi ragazzi possano recuperare e soprattutto non restare segnati in maniera profonda da questo incidente, da questa tragedia sfiorata. Io dico solo, ecco, un appello che posso fare ai ragazzi, perché anch'io ho dei nipoti che hanno la stessa età. Cerchiamo insomma, di restare lontani dai pericoli, non sfidiamo la sorte, perché poi può capitare, quando capita ci si rischia di fare anche male. Ecco, io ho appunto dei nipoti che hanno la stessa età e spero veramente che siamo stati tutti ragazzi, no? Però cerchiamo anche un po' di capire che sì, bisogna stare attenti ai pericoli, anche quando pensiamo che non ci siano.